Io volevo chiederle, ritengo che la crisi climatica e la crisi economica possano essere da stimolo per una possibilità di trasformazione del nostro sistema, così come ritiene lei. Ritengo, almeno ai miei occhi, che ci sia un grosso problema, cioè il fatto che la gente abbia paura dell'ignoto, quindi quello che può succedere, la trasformazione del sistema è un grosso punto di domanda. Le volevo chiedere, non ritiene opportuno che sia giunto il momento di segnare una teorizzazione di che cosa bisogna fare e chi dovrebbe farlo, chi dovrebbe teorizzare che cosa fare da adesso in avanti? Questo lo facciamo, il movimento della decrescita, facciamo tutto ciò che possiamo fare, libri, conferenze, eccetera. E devo dire che scopro ora sempre di più che il movimento è più complesso, che già da molti anni c'era dei pensatori che avevano già lavorato su questo più o meno queste tematiche. Il problema è, bon, si sa che la parola, dico sempre, la parola decrescita non è un concetto, è uno slogan. È uno slogan provocatorio, perché come viviamo nella religione, in una religione della crescita, 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 allora è una forma di blasfemo, di blasfeme, di parlare di decrescita, perché naturalmente decrescita per decrescere sarebbe una cosa assurda, ma non di più, non di meno che crescere per crescere, solo che quando si parla di crescere, crescere, ora tutti i governi rilanciare, ma rilanciare che cosa? Rilanciare l'industria della macchina che è responsabile per molte cose, di tutti i problemi, allora è una stupidità totale. E allora se volevamo essere rigorosi dovremmo parlare di accrescita come si parla di ateismo, e precisamente si tratta di diventare agnostici o come dire, non credenti nella crescita, nell'economia, in tutte queste cose. Ma questa parola funziona bene in francese, forse ancora meglio in francese che in italiano, perché abbiamo questa parola décru, che è il participo passato, e quando c'è l'allagazione, quando un fiume esce dal letto e che inonda tutto, tutti auspicano la décrue, la decrescita del fiume che ritorna. E possiamo dire che l'economia è uscito dal suo letto, ha inondato tutto e deve ritornare nel suo letto, e questo fare la decrescita, fare la décrue. E anche c'è un gioco di parole tra, in francese, décroître e décroire, che la decrescita è anche una decredenza, si deve rinunciare a alcune credenze, ma non è una parola che non è traducibile nelle lingue, naturalmente nelle lingue africane, perché già nelle lingue africane la crescita non è traducibile, lo sviluppo non è traducibile, ma nelle lingue nelle lingue germaniche come l'inglese, eccetera, non è traducibile. Faccio fatica, ma c'è una riflessione, c'è diverse riflessioni interessanti che vanno in questo senso. Ho parlato del movimento delle transition towns, si dovrebbe parlare anche dell'ecologia profonda di Arne Naes. Arne Naes, che è questo norvego, norvegese che
ha scritto dei libri, non so se sono tradotti in italiano, cominciano a tradurli in francese e scopro che lui aveva una vera teoria della decrescita. C'è anche l'anarchista americano Murray Bookchin, che ha fondato l'ecosocialismo, l'ecologia sociale. C'è tutto un movimento molto importante negli Stati Uniti e nel Canada del downshifting, anche il movimento del power down. C'è tutto un sacco di cose che convergono verso questo. Allora, questo naturalmente dobbiamo affrontare un leviatano, o la bestia dell'Apocalisse, che è questo potere economico mediatico che è terrificante. Ma abbiamo tra tutti questi movimenti, tra il fatto che l'America Latina sembra basculare nel buon senso, eccetera. Ci sono delle ragioni di sperare.